Cari amici del Bruco, la foto qui riprodotta è un documento di straordinario valore per la storia dello sport e del costume lombardi. È la fattura, datata 24 ottobre 1869, con cui il meccanico monzese Ambrogio Bestetti certifica l'assemblaggio e la vendita al conte Carlo Sala di un velocipede, certamente uno dei primi prodotti commercializzati in Italia. Le prime due fabbriche di velocipedi in Italia furono infatti quelle del modenese Raimondo Vellani e del milanese Giovanni Greco, futuro fornitore di biciclette militari per l'esercito italiano. Entrambe le officine furono fondate nel 1867. Nello stesso anno in cui Ambrogio Bestetti vende il proprio velocipede a Carlo Sala, nasce a Milano l'officina di Francesco Baroni, già costruttore di carrozze. Nel 1870 è attiva in Piazza d'Armi, futuro Parco Sempione, l'officina di Bartolomeo Balbiani, originario di Lecco. Nel 1870 nasce anche il Velo Club Milano, che l'8 gennaio 1871 diede vita al Giro dei Bastioni, sulla distanza di 11 chilometri. La vittoria fu del popolano Giuseppe Pasta, davanti ai fratelli baroni Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi, noti per la collezione d'arte, oggi casa museo Bagatti Valsecchi. Infine, il 25 maggio 1876 andò in scena la prima edizione della Milano-Torino, che conserva tuttora il primato di corsa ciclistica in linea più antica del mondo. I partecipanti furono 8, di cui solo 4 giunsero all'arrivo. Tra questi il costruttore di velocipedi lecchese Bartolomeo Balbiani. Terzo dietro il vincitore e amico Paolo Magretti, entomologo ed esploratore milanese col vizio della bicicletta. 150 chilometri percorsi in 10 ore e 9 minuti, alla media vertiginosa di 14,77 km orari.